Esta música de nossa autoria foi inspirada no estilo bem campeiro. Então, para começar o baile, abre a gaita, seu gaiteiro! A gente compôs quando tinha 9 anos, que conta a história da nossa primeira gaitinha. Quando eu tinha 6 anos eu ganhei uma gaitinha e o meu irmão ganhou a gaita da vó Luizinha. Hoje eu ainda tenho a minha bela gaitinha, vou contar de quem ganhei, do meu pai da minha mãezinha. Quando eu ia na bodega ela fazia sopinha e meu avô me ajudava a folhear minha gatinha. Também ia passear na casa do vovô Piva, ela que ele me ensinou a dar comida pras galinhas. Hoje eu sou muito arteiro, bagunceiro, eu sou gaiteiro. Com meu irmão na bateria já tá formado em fevereiro. Tocando ficou talhado, toca pro Brasil inteiro. Nós somos os irmãos Piva, conhecido por gaiteiros. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para!
caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Buonasera! Vi domando permesso perché non entriamo di arrivare col nostro filò italiano come di costume tutti i martedì sera dalle 7:30 fino alle 9:30 parlando della nostra lingua madre, della nostra vera lingua, il italiano. Ecco, noi siamo della capitale nazionale del italiano Serafina Correa Serra Gauscia Rio Grande do Sul, mi chiamo Edgar Locatelli Marostica e Valtri vi invito a mandare il nostro filò a tutti i vostri amici, vostri compagni, famiglia, al gruppo, a scompartire il nostro filò, compartigli o filò. Daremo insieme con tanta allegrezza stasera, gavaremo i Fradei Piva, due giovanotti che sei qua de guapo re che viene cantare, suonare e allegrare la nostra serata. Un speciale del giorno del latte. La mia mamma l'ha detto che mi non voleva mollare la tetta de maniera neanche una. Guardati quanto buon che è il latte della mamma. È il meglio alimento che esiste è il latte della mamma, amico Savesto. E il secondo, lei ovi. Sì, allora, latte e ovi. Bene, ma parliamo spicchessie delle vacche del latte.
la importanza ante a famiglia dei migranti, di primi descendenti, desde quando era in Italia, la famiglia aver una al manco vacca de latte per il sustento della famiglia. Allora stasera daremo a parlare sopra latte, va bene? Frottole, sopra e latte, con l'appoggio di una comprativa qua di Serafina Correa, la Coo per latte, proprio così. Abbiamo un reportaggio sul cimitero con Franco Saccardo, un grande amico nostro, che lui è italiano, lei è del Veneto, però lei deve stare qua a Flores da Cunha, un collaboratore del nostro filò. Cantaremo, ridaremo, scherzeremo, pochettino di tutto stasera in nome di Adilnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica. Migi Plus, rason per le vacche de latte, sì, per le bestie d'ingorda, per i porchi, per polastri, per pirù, per piegore, per becchi, per cavalli, come che voleva altri. Migi Plus è il nome della ragione di qualità. Bestie belle, sane, se merita Migi Plus. Abbiamo il Baspan, è il meglio stivale che capesta in tel Brasil, un dei 10.000 prodotti di Abasso Pancote, distribuidore di prodotti agropecuari per tutto il Brasil, di più di 10.000 items. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, un prodotto della Fante. Avremo anche Polivalente, supermercato che ha il conceito di essere il mercato della famiglia di Santa Rosa, grande e completo, mercato della famiglia Deitos, Polivalente. Paludo, moda, stilo, ecco, Festival de Botas Paludo, mais de 2.000 modelos em até 50% de desconto, próprio cosita, até 50% de desconto. Marcas Ramarim, Dakota, Via Marte, em 10 vezes no cartão. É o Festival de Botas, Paludo, sua moda, seu estilo. Gavemo Bravecto, trata, previne e controla pul di carapati di cagneti par de P de 90 giorni, è l'unico del mercato. Pian Alimentos, a son parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione, un prodotto de Apian qua de Paraí. Avemo Rede de Postos Buffon, epa lá, treco a Serafina. Quasi 90 posti di combustibile entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Buffon, Rede de Postos, fermete, abastece, dopera i suoi prodotti e lavori. E avemo anche la Modelo Penei de Bento Gonçalves. Ti occorre Penei Bridgestone, Firestone, fora de strada, agricole, per frotte di auto, camionette, camioni, linee, quel che ti occorre, capito? Modelo Penei qua de Bento Gonçalves. Proprio così, questi sono i nostri patrocinatori. E non che sarà filò, se non che sia musica, se non che sia allegria, e noi ti chiamiamo i Fradei Piva! Buonasera a tutti, mi chiamo Dilvar Piva, sono figlio di Luiz Antonio Piva e Gemira Toldi Piva, sono a sesto dalla linea settima Brasil, sono marito con Leocledis Andrin e sono padre di Fradei Piva. Una buonasera a tutti, mi chiamo Leocledis Andrin Piva, sono fiola di João Luiz Andrin e Bernadette Formadini Andrin. Nasceste in Borges, União da Serra, ma sono vinhesta di stare a Guapuré con 9 anni di età. E siamo gran contenti di partecipare del programma Filò Italiano, questa bella live, e contare un pochettino da storia dei Fradei Piva. Loro questi Fradei, nostri fioi, il piccininho il Gustavo, il pivecchio Eduardo, e si è creato il CTG, si invia tanto a feste, baile, jantar danzante, loro sempre insieme. Sempre con la sua gaitina, che la porta insieme, il violão. Ti sempre piacesto musica, sempre, desde aí. Sì, sempre. Quando comecei a toccare e si sentiva là davanti del palco e fia la lavanda. Dopo quando arrivai a casa, volevo fare compagno. Fin bello vederli. E così, e crescendo questo gusto per la musica, in cui e tocca, e balla, e canta, per ridere, ma così avanti l'ora,
e como tutti chama Fradei Piva. Eu sou Eduardo e tenho 15 anos. E eu sou o Gustavo, tenho 13 anos. E é uma honra que participamos do programa Filó Italiano do nosso amigo Edgar Marostica. E queremos agradecer a oportunidade de poder levar alegria para todos vocês através da música. E vamos de música? E vamos de Vecchio Trivelin, meu parceiro! Gavemo la casa na vaqueta negra, roba da mate, ga 5 tete. Gavemo la casa na vaqueta negra, roba da mate, ga 5 tete. Questa vaqueta era nostra salvação, con as branquetas de erva, pienisse il mastelon. Questa vaqueta é a nossa salvação, com as branquetas de erva, lá em pienisse il mastelon. Prom, 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 prom. Ehi! Allora Marco! Buonasera Maroschi! Bem, e ti? Buonasera a tutti, bem, sono 100%? Sì, 100% parlando solo a latte! Latte stasera! La vaqueta negra, bianca, tubiana, lisa, rossa, pitoca, come che volevi altri, la importância della vacca, importância del latte! Bem così! Ecco! E qui in casa vol frotole! Ah sì, ma da star! Sì. Che rento ta geladeira, sì, gente geladeira, che era il latte e il vino, e loro baruffea tutti i giorni. Hai brighe entre loro. Dizer su, lui è come il vino e il latte, dice, no? Un contra che altro. Giusto, ecco. E allora... Ma i baruffia di che? Che si parla? Cose così loro catena sempre una baruffa, sempre con. Allora il vino ha dato un appellido al latte. I gas cominciano a chiamarlo di albino.
Dice che albino è un bianco, È no? un tutto bianco, E allora sì. il latte che chiama il vin del negron. Urco. Ah, il negron e l'albino. Ciao, brighe, baruffe, tinto, tan. Bon, allora poteva più chiamarlo de negron o chiamare tinto. Ma infatti un deal, il vin, se cade smisia, cattivo e triste come l'aseo. E era attaccare tua Sì, geladeira. taccai, costai là. Allora il gas mi si dirghe su al latte. Ma fammi un favore. Disnutrio, branchello, biancuso, te che atterisia, a te che la rioma e va a farti segnare a Solana. Lo gas mio. Demo, non te vedi che non te che colore, faccia par sol, fate vede, fate sente, te sei lismilinguio, strassinà. Naturale. Desnaturale. Ecco, tutto. Oh, ma là te la Alga gacciapada de una maniera. E gli ha detto fin Dio dir basta. Che ha detto che? Detto che ha detto? Te che coraggio parlare di me? Sì. Che sostento e famiglie. Che quando a mamma cambia latte e ciappa il latte della vacca, che lei è il meglio latte che ne, e mica fa il caffè con latte, mi si porto salute, no ti che te si salute, ti te sia discordia di casai, la separazione di casai, che se perde in fioi volta per il mondo, ti te si è il causador di accidenti di transito. Colpa tua se copa una muccia di gente te vuoi parlare con me. Ma lo gas finito. Strassina, e quando il vino ha visto che l'era di perdere le tue, gli ha detto potasi. Perché bisogna che te lo sappi che a me mamma se una ua e a tua a se una vacca. Saiu por cima. Ancora che un'altra volta, tua volta. Ecco le frotolette in nome de super polivalente, o mercado da famiglia, padaria, frutaria, açougue, na infinità di prodotti, grande, diversificato, prezzo giusto, entrega a rancho, ecco, supermercado polivalente, un mercado che tem o conceito de ser da famiglia de Santa Rosa, e anche a modelo Penei de Bento Gonçalves, Bridgestone, Firestone, industriali, sportivi, fora de strada, agricole, qualquer tipo, qualquer bitola de Penei que ti occorre, pensate, modelo Penei. E poi, non comprar Penei senza domandare prezzo, senza saber attendimento, i lavori di borracharia, geometria, balanceamento e tutto quanto, giusto? Ben cosita. E adesso chiamiamo i Fradei Piva! Merica. La è una musica fatta per Angelo Giusti, che è nato in Italia e fa parte della prima generazione di migranti che arriva nella colonia de Caxias, que inclui Zé Flores da Cunha. Ele era um poeta colono. Allora Didi laurea, ele pensava sora e de notte ele metteva tutto in tel papel. Allora la scriveva e dopo il chapéu il suo cavallo bianco andava fin la villa, onde destea il frei Capuchinho e o supério de compote, che trasformava le lettere in partitura. E così allora gana sesto la musica Merica. Con Valtri, Fradei Piva, Merica! E vamos de Merica! Siamo partiti con nostro onore.
Gesù Cristo, Cristo Redentor, Cristo Protetor, qua del Vale do Taquari, qua encantado. E Edrio farlo su. Mi par che passa di 40 metri di altezza, un dei più grandi, ossia tra i 3 più grandi del mondo, proprio così, facciamo turisti per tutti i cantoni, che meraviglia, che spettacolo, fede, devozione, amor, volersi bene, pregar, pagar promesse, tutto questo qua ha incantato, va bene? Mi pare che costa intorno ai 2 milioni, tutto soldi dei amici di Cristo. Ecco, vai essere pronto ancora sto anno del 2021. Qua è incantato, Vale do Taquari, che è un video, andiamo a vedere, vai là! Acima das nuvens, de braços abertos, a proteger o sul do meu país. Do alto da montanha, tua graça derrama sobre o vale do Taquari. Pela mão dos homens se concretizou, no concreto pulsa um coração sagrado. Pela fé de um povo que acreditou no Cristo gaúcho de encantado. Cristo protetor, dono da terra, do céu e do mar. Vinde a nós, Senhor, nos proteger de todo mal. Cristo protetor, dono da terra, do céu e do mar. vinde a nós, Senhor, nos proteger de todo mal. Quem traz consigo a fé não está de mãos vazias. Encantado te convida, venha nos visitar. Nossa gastronomia, hospitalidade em cada esquina, e o Cristo lá de cima nos abençoar. A união nos trouxe essa alegria, a paz em meio à natureza. Nosso tesouro está em Jesus Cristo, é Ele a nossa maior riqueza. Cristo protetor, dono da terra, do céu e do mar. Vinde a nós, Senhor, nos proteger de todo mal. Dono da terra, do céu e do mar. Vinde a nós, Senhor, nos proteger de todo mal. Cristo protetor, Cristo protetor. Ecco, e adesso noi chiamiamo qui che dà forza al nostro programma, al nostro filo italiano, qui che è sempre con noi, i nostri patrocinatori culturali, vai!
minha vez. Não é. Me dá. Toma. É minha vez. Não é nada. Não é. Para. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. E il nostro filò italiano stasera parlando solo latte. Ma chi che capisce di latte qua? Leandro Socol, Nelson Pavoni, lo richiede la Cooperlatte, una comprativa qua di Serafina, che adesso è giorno 24, è giorno del latte. Devo sapere un pochettino di più sopra questa comprativa, vai! Bom, é um prazer grande participar de questo programma del Filò Italiano e in questo momento in rappresentare la cooperativa. A tempo che partecipo di questa cooperativa che la surgiu con la produzione del latte e in questo momento una onra grande anche a rappresentare gli 800 e pochi associati. Allora siamo qua me e Leandro per parlare un poco di questo programma sobre latte de vacche. Bom, allora come Nelson, nostro presidente, ha parlato, io sono Leandro Socol, sono direttore commerciale della Cooperlatte. Il nostro obiettivo è parlare un pochettino di latte, programma che ha un'audienza grandissima tutti i martedì sera che va in aria e sti anni, parlare di 30-40 anni in Rio, era tutto differente, tutto in una maniera differente, i produttori piccoli, tante volte che le vacche le feano mia latte è sufficiente neanche per fare una pezza di formaggio, allora si giuntea 2-3 famiglie per giuntare il latte e fare una pezza di formaggio, di repente una volta a settimana cada famiglia e tutto che il mestiere. E col passare del tempo, dopo le viniesto l'ora imprese, dove cominciamo a processare il latte e fare tutto una giunzione l'ora di questo mestiere per produrre cada volta meglio con le tecnologie. A 27 anni in Rio ha sorgito la Cooperlatte qua a Serafina per attendere i produttori, i piccoli produttori. Io mi ricordo che ha sorgito la cooperativa che avevamo aperto un desvio in Rio per mettere il taro, per sfreddare il latte, per mantenerlo, per poter il Rio dopo l'intero catalo su. Ora non era freezer, non era niente di tecnologie, si metteva una bassia di latte del congelatore della geladera per congelarlo e dopo si metteva il latte dentro il storietto con quell'acqua corrente che la passava per mantenere il latte con il tocco di gelo dentro. Allora era così dai primi anni. E Nelson parla un pochettino di come è sorgita la cooperativa anche a quei momenti là. Certo, allora. Come che Leandro ha detto, a cooperativa siamo durante i 28 anni di esistenza, porém abbiamo lavorato 3 anni devido alle difficoltà che era all'epoca di commercializzare sto latte, che era praticamente una impresa solo che raccoglieva il leite, che toglieva sul leite. E la si aproveitea tipo del frete
primo percorso, frete, secondo percorso, extra cota, e allora si riuniu 70 produttori e ha formato un'associazione. E di questa associazione lavorarono 3 anni e dopo ha formato la cooperativa, che ora di questi 70 con l'entrata dei nuovi soci, che lei sta importante tanto quanto qui che attacca, perché se fossero stati solo i 70 che abbiamo attaccato, siamo piccoletta ancora, una cooperativa fosse dire ancora 800 poco associati con movimento che abbiamo, micato che abbiamo spazio per essere più grandi ancora, meglio, porém se è fatto necessario a entrata dei nuovi soci e ancora adesso mi sono io a assumere, lavoro a mezza giornata, a mattina a sol, ma io vou focar, tipo, o meu trabalho insieme a parte política da cooperativa, tentar, tipo assim, lavorare con gli associati, in busca di nuovi associati, che loro se torniamo più competitivi del mercato. Abbiamo spazio tanto per andare avanti, Leandro, abbiamo spazio, il mondo, ha detto il sol, nasce per tutti e spazio, il mondo è grande. Giusto, ora, lì in cui si ha un'altra visione del latte, tanti produttori piccinini esiste più, e allora le complica anche le famiglie si mantengono insieme al latte. Lì in cui le tecnologie, tutto il misieramento che viene fuori, si va a tornare alle proprietà grandi anche della nostra regione, le proprietà piccole già le comincia a assumere, non escono più. E se volta ancora un pochettino del passato, se le da vedere, adesso vengono fuori i robot che monta le vacche, allora monta una teta al colpo, una vacca al colpo, e se volta ancora un principio, solo con una era di tecnologie, con altri mestieri che viene fuori del nostro giorno. È buono anche noi parlare un pochettino qua Nelson, della cooperativa, che la cooperativa è sempre di incentivare la cultura italiana e che il programma qua porta avanti tanto che il mestiere di parlare, di essere, della cultura, di tutto quanto. E noi anche la cooperativa, allora siamo patrocinatori della scuola dell'italiano. Allora è un incentivo che la direzione della Cooperlatte la GACATA tanto importante, siamo stati convitati, allora a ringraziare al convite e anche la possibilità di poter fare che il movimento, che è importantissimo per le future generazioni, di come che era, di come che è, e portare avanti un pochettino della cultura per i nostri figli, i nostri netti. E allora la cooperativa la patrocina la scuola dell'italiano, che certamente nei prossimi mesi, speriamo con la pandemia qua la dasse in pace, come si dice, adesso con la vaccina, che siamo di venire fuori, tutti di vaccinarsi, e che possiamo ora movimentarsi in questo mestiere di poter passare un pochettino della cultura, dell'informazione, di come parlare, di non perdere che la parte importantissima che è della cultura italiana. La cooperativa è sempre insieme di produttori, di nostri associati, che la base della Cooperlatte è formata da italiani per poter portare avanti. Vede solo l'importanza, per esempio, di questo prodotto latte, che è l'assunto di cui, come che avevo detto prima, attacca con 70 produttori solo con latte a cooperativa. Dopo del latte che le veniesto la fabbrica di ração, che è la cooperativa in cui la lavora con ricevimento di grani, miglio, soja, che è importante che vuole il miglio per fare la ração e che vuole la ração per trattare le bestie. Viene l'assistenza tecnica che dà assistenza tecnica ai associati, nostri associati, per produrre con tecnologia sempre meglio.
e che nel supermercato che noi abbiamo casa no altri associati, che ne qua e che ne altri clienti da cidade che lì il supermercato aperto per tutti. Ringraziare l'opportunità di essere qua insieme davanti tutti, siamo sempre a disposizione, se occorre qualcosa, qualche dubbio, se parla un po' italiano, se parla il brasiliano, portare avanti un pochettino a tutti i nostri antenati, un pochettino della cultura, della storia del latte con i parvalti. Volevo ringraziare a chi che ha creato questo programma Filò Italiano che lei per portare avanti la cultura, mantenere le radici dei nostri antenati che è venuti là, che è tanto importante e all'opportunità che questo programma abriu opportunità per noi venire a parlare qualcosa della cooperativa che la cominciata con il latte e in questo programma che l'ora è una maniera di noi levare a pubblico la nostra storia. Grazie. Italiani tutti, buona Italiani buona gente, per chi musica e canta, zambi no la brata, con facciare sempre, se tiene venare, per cavalera dice. Italiani buona gente, se devi vedere che cavalera dice, e dopo ancora dice, italiani buona Italiani buona gente, nella padellina, ma furbi che mai più, per quello che si sente, se devi vedere che cavalera dice, e dopo poi dice, italiani buona gente, se devi vedere che cavalera dice, e dopo poi dice, italiani buona gente. Italiani buona gente, per tutto posso dire, se si va morire, tutto per dentro, se devi vedere che cavalera dice, e dopo ancora dice, italiani buona gente, se devi vedere che cavalera dice, e dopo ancora dice, italiani buona gente. E dentro al nostro filone stasera, come sempre, Franco Saccardo, un grande amico nostro di Flores da Cunha, no a Trento, lui che ha fatto un reportaggio sul cimitero
Sì, è il cimitero, come che volevi altri. Camposanto dell'immigrante. Una bellissima curiosità. Vedari. Buongiorno cari amici di Filo Italiano. Ancora siamo qua nel Traverson San Martin, che si cata tra Flores e Nova Padua, perché voglio farvi vedere una roba tanto importante. Andiamo a visitare il Camposanto dos Immigrantes. Venite con me che vi faccio vedere il cimitero. Ecco, questa è la strada che ne porta al cimitero. Guarda che bella chiesa. Ecco, siamo qua all'entrata del cimitero adesso. Adesso noi altri andiamo dentro e cominciamo a vedere le croci. Tutte croci in ferro con delle targhe in cobre, in rame. Come vedi che c'è la cerca, tutta la cerca, tutto attorno. Eccolo qua. Ecco, abbiamo da pensare che questo posto è già andato perso, perché il matto è già cresciuto dappertutto, qua che già era capuere e piante dappertutto, e tutto queste piante qua al cimitero è già andato perso. Ecco, questo cimitero è già stato fatto nel 1890, i gas cominciano a portare qua i morti, fino al 1940. Qua che si seppellì 80 italiani, 80 veneti che si partito dall'Italia, che si partito dal Veneto, per venire a trovare un po' di fortuna qua. E questi sono qui che sono morti qua. I primi morti partiti dall'Italia, che sono qua. Come vedete sta messo abbastanza bene dalla prefettura di Florida Cugna, che ha messo a posto tutta la cerca. E adesso voglio mostrarvi un pochetto alla volta qualche particolare. Dei particolari che voglio farvi conoscere sono le croci. Ecco, non stiamo guardando la parte religiosa, ma guardiamo la parte artistica. Qua che sta un artigiano che ha fatto tutte queste croci in ferro battuto e vediamo con che precisione che si è fatto. È veramente un'opera d'arte. Ogni croce è diversa, ma è una più bella dell'altra. La targa la è in cobre, in rame, e quasi scritto addirittura in italiano. Qui giace le ossa di Sottoriva Girolamo, nato nel 1835 e morto il 28 di settembre del 1911. Interessante, eh? Ecco, guardiamo ancora queste croci, andiamo a vedere un'altra, guarda pure le croci che ognuna è diversa, una più bella dell'altra. Andiamo a vedere un'altra perché non tutte è uguale a targa. Qua abbiamo, qui giace le ossa di Angelica Mezzomo, nata nel 1887 e morta il 29 maggio del 1918. Guardiamo anche la croce come che si è fatta, guardiamo sempre l'opera d'arte, l'artista, che è stato un grande artista a quel tempo, quei mesi che aveva. Guardiamo che bella anche come che si è conservata qua fuori all'intemperie. Un altro particolare che voglio farvi conoscere è tutte queste croci che sono. Ecco, vediamo quante croci che sono. Se le contiamo le sono 40. Cosa sono queste croci che sono qua? Allora qua che c'è sta una rivoluzione. Nel 1923 che c'è sta dei rivoluzionari che voleva dividere Rio Grande do Sul dal resto del Brasile. Però poco distante da qua c'è sta fatta un'imboscata, che c'è sta fatta una battaglia e che c'è sta 40 morti. Queste sono 40 croce perché qua c'è sta interrà tutti quei rivoluzionari lì. E qui si sta in terra proprio qua. Abbiamo la cerca che parte in via dritta e invece qua di andare via dritta la fa sto angolo qua, però dovrebbe andare via dritta, ecco lì la cerca. Allora quello che c'ha per attenzione è proprio questo angolo qua. Cosa è questo angolo? Questo angolo è il limbo. Il limbo è una parte dalla dottrina cattolica, ancora perché qua c'erano tutti i cattolici qui che sono morti qua,
e credeva che quando che moriva un tosetto, un bambino senza battesimo, non poteva mica essere sepolto nel Camposanto e doveva essere sepolto fuori dal cimitero. E lui ha fatto questa sporgenza che loro sepolivano qua, che rappresentava che c'era fuori dal Camposanto. E questo è il limbo. Questo ha avuto come dottrina cattolica fino al 2007. Dopo il 2007 si finì questa dottrina. Ecco, ora abbiamo visto questo cimitero, insomma è un tocco di terra tutto abbandonato, invece abbiamo visto quanta storia, quanta cultura, quanta arte, quanta religione che c'è qua dentro. Ecco, mi sono stato contento di avervi fatto vedere tutta sta roba qua e spero che vi sia stato interessante. Ciao a tutti, buona serata. Ecco, torniamo allora col nostro filò italiano di stasera, con i fratelli Piva che qua devono suonare con altri, parlando solo al latte. Un ringraziamento speciale a Roberto Tebaldi, ecco, sì, a tutta la direttoria da Coperlatte, collaboratori, clienti, i soci di Coperlatte, un struconasso, sì, in nome della direzione, vero? Presidente Nelson Pavoni. Ecco, Nelson Pavoni, Leandro Socol. Socol. Ma infatti a tutti, a Coperlatte è una comprativa che si deve aiutare anche il nostro italiano per un progetto culturale dell'ICMS, vero? Bem così. Ecco, che se insegno del italiano per cei grandi, che sta fatto anche il libro, filò informativi, così sta? Ben così. Proprio così, allora un ringraziamento a Coperlatte per questo, che è un orgoglio vera Coperlatte a Serafina Corretta, giusto? Ben E così. stasera parlando solo latte. Valtri Gavio Mondesto le vacche. Ti Marco te mondi vacche, vero? Go Mondesto. Mondesto, ancora te mondi. Neanche, ancora che abbiamo la pratica. Non che sia segreto neanche a uno, vero? La maniera. La maniera di ciappare la teta è struccarla, tirarla e struccarla, tirarla e struccarla, Magari. Tirare e struccare, tirare e struccare, tirare e struccare. Ecco, ma dopo mi vede. Sì, con due man, proprio così. Va bene? Ben così. Che se una sonata, vacchinha preta, che noi abbiamo fatto la versione, dos Tres Chirus, ecco, e di Bruno Neyer, che lui è alemán, tedesco, e noi siamo italiani, ma noi non sapevamo mica cantare proprio, Polito, e Marco allora conosce mia la lettera, ma noi dobbiamo fare un scherzo, ridere, perché stasera parlando solo a latte, la vacchetta negra, vai! Avevamo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, da 5 tette. Avevamo la casa, una vacchetta negra, roba da matti, da 5 tette. Questa vacchetta era nostra salvazione, con una sbrancata di erba, unisse il mastellone. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con la sbranchetta di erba la impienisse il mastellone. Dom dom dom, brom brom, la tetta numero 1 al formaio e la pana, la seconda del pupà e la terza della mamma, un'altra la sede dei putei e la della quinta tetta la vendevo alla terra quando a cosa resta stretta. Avevamo la casa, una vacchetta negra, roba dei matti, da 5 tette. Che avevamo la casa, una vacchetta negra, roba dei matti, da 5 tette. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba impienisse il mastellone. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba impienisse il mastellone. Tom 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 tom.
capita la casa, gente fa impienire a panza, le femo neanche abbado, che avemo latte abbastanza, ogni tanto qua sotteta, e il mestiere non scambia niente, la tetta della terra, ma ti chiediamo alla gente, che avemo la casa, una vacchetta negra, giovane matti, da 5 tette, che avemo la casa, una vacchetta nera, giovane matti, che ha 5 tette, questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba impienisce il mastellone. Questa vacchetta è la nostra salvazione, con una sbranchetta di erba impienisce il mastellone. Brum brum brum, brum 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 brum. Eita lá! Ascolta bene Marco. Sì. Avemo la casa, una vacchetta negra. Adesso ascolta. La tetta numero 1, pal formaio e la pana. La seconda del pupà e la terza della mamma. N'altra la sede dei putei. E il latte della quinta teta. Lo vendemo alla terra quando a cosa resta stretta. Bello, ne? Dopo che ne n'altro. Quando capita la casa, gente fa impienire a panza, non che femo neanche abbado, latte che avemo abbastanza, ognuno con la sotteta, e il mestiere non scambia niente, la teta della terra non altri chiediamo alla gente. É bem cosita que, bem cosita. Que acontecia, né? Ecco, mandare un saluto a Nedi Teresinha Locatelli, a Luciano Benvenuti, che mi ha aiutato a fare la lettera. Ah, quer dizer, Sì, la sé na versione antica, ma ancora visto il di giusto perché scusami se abbiamo mia fatto pulito, ma è solo per ridere. Só para scherzare. Ma potremmo ensaiarla. Farla giusta. Potremmo ensaiarla. Fala com Trevisan, os truconaços a Trevisan, anche a Marinho. A Marinho, a Stefanon, a Rogério Trevisan, a Roger. A Roger. Roger, Sì. E a Maestro Ferro. E tocca dire che tanti era bem che si aveva preparato parecchia per vedere Marinho di fare a despedida de robe antiche. Ah sì, cioè perché lui è del manequin nuovo. Che è vista manequin da loja spaludo. Cioè, lei è un capriccio, allora l'idea a despedida, allora resta per Marti che venga, mio podesto venga. Proprio così. Ma ascolta, il nome del super polivalente e modello Penei di Bento Gonçalves, una volta che era un cristiano che non sapeva niente di vacche e di latte. Sapeva niente? Niente, ma niente proprio, no? Un colono sapeva poco no, niente. Un cristiano che non ha mai visto mondo delle vacche. Ah, sì, sì. Capisto? Sì, la città, allora, queste cose. allora voleva lavorare ma non l'ha mai visto. Sì. Allora si è perso tutta una storia triste. Ma perché? Il nome del supermercato polivalente, un mercato che tiene un concetto di ser da famiglia di Santa Rosa e anche del modello Penei di Bento Gonçalves. Qualche tipo di peneo che ti immagini, non altri qua del modello Penei che abbiamo. Ma allora sto cristiano arriva là che devo andare a lavorare, non mi fa tutto assieme a me, o che precisa fare, io faccio, ma parla in italiano, era mia bonita capirsi. Allora il paron parla in italiano e lui in brasiliano, e vai e tira me una smiscia che ha detto, buon. Te tocca andare dotte a stalla, monzer la vacca. Come? Che vacca? Leite, latte da sì, va bene, ecco, allora qua, guarda qua. Te ve la do che nel baldo, che nella canecchetta, a canecchetta. ecco, te ve so, guarda che nell'acqua per lavare che scarpo da vacca, ecco, guarda che nella cordetta per ligare a coda da vacca, e guarda che nel banchetto per andare meglio. Ecco, bellezza, va so, ma lui non ha capito. Lui arrivava solo il gas come si con queste vacche tintontan e l'uomo il paro andato in qua in adrio so cose sentiva barullo tipo una guerra dote a stalla e vai ma che sarà lo che la do signore una cosa tão simples na e vai e tira e mena e non viene più su ciò quando che l'era quasi drio scurir. E ho detto, ma io che vado a stare a vedere cosa che è stato buono del mondo sta vacca. Quando che era a metà strada, il viene fuori da stalla. Bon, che n'era più gente, roba tutta frantumata. Quel che non era insanguentale era smerdata, merda di vacca, tutto sporco, frantumale robe sbregate, senza sinelle, il cappello perso.
Ele já estou fora sem niente, ele ha dito: "Ô senhor, vem me ajudar que não tem jeito de fazer a vaca sentar no banquinho." Também não capio o quê? Voleva farsi a vaca sentata nel banchetto. Neanche se si tia non adianta. Ma va bene, dico idea che adesso noi andiamo a Sonate coi Fradei Piva! Buona madrugada, meu parceiro! Ecco, e adesso noi chiamiamo qui che dà forza al nostro programma, al nostro Filò Italiano, qui che sei sempre con noi, i nostri patrocinatori culturali, vai! A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
Marco Marsaro parlando solo latte. Latte. Leite, vita, è il colostro, è il primo latte che se ciuccia è un latte più tristo, più grosso, più giallo, ma è quel che fa più bene di tutto. Sì, tutti i nutrienti che occorrono. Todo mammifero tem que tomar esse leite aí, da mãe. Primeiro leite che sai, da. O primeiro leite da mãe. Così. Ma torniamo in Rio, Marco, ti che si giovano. In Italia, i nostri migranti, avevano le stalle delle vacche in cantina. Sì. Eles não observavam muito a higiene, a limpeza. Era meio aos trancos e barrancos, era questão de sobrevivência. Não importava o mau odor do cocô de vaca. É que a vaca estaria próxima e o calor dos animais aquecia o resto da casa. O calor sobe. Sim. A vaca estando no porão, o calor sobe. Faziam os filó no porão, junto com os animais, nas noites frias, com neve. Era questão de sobrevivência e não de luxo. Sim. Não era conforto, era sobrevivência. Quem tivesse sua vaca de leite, latte, leite. Dopo vem che? La pana, a nata, escoro, o soro. Che so, è la parte finale, in caso. La puina. Puina. A ricota. Puina e ricota. Ecco. A manteiga. Il buttiro, né? Buttiro. Os derivados do leite. E l'industria fa iogurte, fa tutta quella parte lì. Fa proprio, ecco. Tutta quella parte lì, anche altri prodotti. Minha vera così cosita. Justo così. E aí com o leite você faz tantas outras coisas. Muito bem. Mas enfim, quem tivesse uma vaca, 2 ou 3 de leite, o queijo, que nós não falamos, o queijo, não podia faltar queijo. Por quê? Com polenta e uma fatiazinha de queijo, só para dar gosto à polenta. Olha bem, para dar gosto à polenta, para não comer polenta pura. A grande maioria das famílias tinha o capo, o pai, o nono ou a mãe, alguém que cortava o queijo. Ah, che era quel che traía. Ecco. E nada de tirar a casca do queijo. Eu não sei quem é que foi aquele primeiro ser humano que um dia se inventou de tirar a casca do queijo. E tem aqueles... Sta mia a dire che ne tanti che visto che tira di là. Ecco, se você tira a casca do queijo, me prova por que tu tira a casca do queijo. Porque ele é sujo? Porque a casca do queijo é suja? Aonde? Se a casca é suja, o queijo é sujo também. Sim, porque tudo... Não existe. E tem aquele que é exagerado, ele tira uma camada grossa assim. Eu tenho certeza que tu que tira uma camada grossa assim de queijo, tu nunca fez queijo, ou tu nunca teve uma vaca, ou senão tu nunca tirou leite. E te diz isso. Desculpa, tô brincando. Mas é verdade, porque nós italianos não jogamos fora nada. Na minha casa, quando chega um queijo, eu compro queijo, eu lavo, pego uma esponjinha nova e lavo bem, depois pego uma toalha. Certo. Aquelas toalhas de... Papel toalha. Papel toalha. Seco ele bem, boto num prato e ponho na geladeira. E como com a casca é mais gostosa do que o queijo. Sim. Por quê? Porque nós somos italianos. Italiani não se joga fora, não se pode perder. É economia. O queijo é caro. E que nem eu falei, se a casca é suja, dentro é sujo também. Porque quem faz é relaxado, certo? Mas a grande maioria de quem faz um queijo tem um capricho muito grande. Aliás, tem que ter um capricho. Tem que ter, porque... Eu me lembro, lavava bem o ubre da vaca. Ia tirar leite com uma canequinha com água morna, tépida. Sim, lavava bem, ok? Tá limpinho. Outra coisa, a mão, quando ela puxa o leite assim, nunca para baixo. As primeiras tiradas de leite, que ainda está meio úmido, ainda desce umas gotas de água. Olha só. Aí puxa a teta assim, Marco. Pra cá. Que se tivesse alguma gota, não cai dentro do leite. Eita. E depois que recolhe o leite numa vasilha, chega em casa, vai coar. Coar, na tamizada. No anti-italiano, colar. Colar latte. Coar, passa numa toalha, coa o leite, depois ferve.
Mas eu tomo leite in natura, sem ferver, sem nada. Eu gosto muito de leite, de todos os derivados. Queijo na minha casa nunca pode faltar, ok? Não Marco, formai, entendeu? não formai. Cocosita assim. Uma vez o que faziam? Diz que se reuniam, várias famílias juntavam de tão pouco que era para poder fazer o queijo. Se emprestavam, você passava, você tinha criança, ia lá com um litrinho. Pessoas que saíam na rua vendendo leite. Era tudo diferente. Hoje as indústrias nos proporcionam, agroindústrias, né? Sim. Que a gente tenha leite bom, leite saudável no supermercado, comprar fácil. Uma vez não era assim. Uma vez não era assim. Nós vamos falar muito de leite, de queijo, de derivados e ainda vai faltar com certeza alguma coisa, né, Marco? Sempre. Ma quando i primi migranti arrivai qua, commenta qualche cosa, quando arrivai senza le vaquette, só com a terra, que dificuldade. Demorou para ter a vaca de leite. Demorou muito. Uns até conseguiram morar próximo de alguém que já morava, de alguns alemães, mas a grande maioria demorou anos para ter a vaca de leite, para derrubar o mato, para ter o potreiro, para ter o alimento para a vaca, tudo isso, né? Potreiro, tudo, né? O potreiro. Nossa, demorou demais para ter a vaca. E outra, eram vacas que faziam pouco leite. E não tinham as rações da Mig Plus. Não tinham as rações, que a ração, o alimento. Se dente nos bate, la vaca não afalate. Quer dizer, se a vaca não come, ela não vem a produzir. Não vem a produzir leite, né? Anche na curiosità, Marcos, e Valtteri que se casa, vou falar até em português, as vacas, o animal, o bovino, só tem dentes na parte inferior da boca. Inferior. A parte superior tem uma cartilagem? Uma cartilagem, né? Só a gengiva. Só na gengiva. Dentes embaixo, em cima não tem dentes. Ecco, é importante pensar. Muita gente talvez nem saiba disso. Va bene? Bem. Importante anche parlare l'ora, sora, i primi anni, una volta, il soffrimento col latte, che non era mia latte. Ecco, la difficoltà col latte, uno degli alimenti, uno dei mangiari più importanti che si considera, che era carne, uovi, latte, polenta, tutto, ma uno dei primi mangiari venendo è il latte. Perché era tanti tosatei, e tanti che sono morti con 100 anni. Quanto latte? Con tutti gli anni che io bevo latte diretto, formaio e di là avanti. Ecco, cosita Marco? Cosita. Devo chiamare i Fradei Piva! Che il vaso lì dei fiori che ven dalla montagna, che il vaso lì dei fiori che ven dalla montagna. E banamente non si bagna, che lo compro regala, e banamente non si bagna, che lo compro regala, lo voglio regalare, e quella sera, lo voglio regalare.
nostro Filò Italiano qui parlando sopra latte, con la forza, con l'appoggio a Cooper Lattes e una comprativa qua di Serafina Correa, proprio cosita, a Cooper Latte, giusto? Cooper Latte ga sili de grani, ga ração, ga agropecuária, ga supermercado, proprio cosita, ze forte, ze grande, ze orgulho per noi altri, ver qua a Serafina Correa la Cooper Latte. Allora, torniamo ancora a parlare. Vacche del latte, la importanza del latte, del formaio no gentaio, puina pochettina, scolo fino al colo, polenta e latte che sgionfa le culate. Ecco, così, tutti i ditati della nostra gente, dei nostri nonni. Se i denti non sbatte, le vacche noi falate, bisogna mangiare. Ecco, va bene. Un'altra. Vou perguntar para vocês. Vaca dá leite? Olha só. E se eu perguntar para o Osmar Trevisan, Osmar, vaca dá leite? Vaca não dá leite. Ecco. Como assim vaca não dá leite? Quem é que dá o leite então? Bom, a vaca possui o leite. Mas para ter leite é necessário ter a vaca. Tratar a vaca, dar comida para a vaca, é isso mesmo, alimentar a vaca. E se ela é bem alimentada, ela tem um bom leite, uma boa quantidade de leite. Então, a vaca não dá leite, você tem que tirar o leite. Não é bem assim. E lá no supermercado, lá no mercado sim dá leite, mas a vaca não. Tem que levantar cedo, tem que tratar o animal, tem que lavar as tetas, o ubre da vaca, tem que ter ordenhadeira, tem que tirar a mão não se tira mais. Mas enfim, a vaca não dá leite. É necessário que o homem coloque a mão, ele tenha disposição, ele tenha vontade de trabalhar com isso. O mau odor da vaca, do cocô da vaca, do próprio animal, não é para qualquer um, mas para quem tem vontade de trabalhar e precisa ganhar dinheiro e tem o gosto a isso, tem amor por isso, nem sente o mau odor da vaca e do cocô da vaca. É bem assim. Vamos falar da Fazenda Trevisan. Com prazer, com alegria, Osmar. Osmar Trevisan e toda a sua família, toda a sua equipe, seus colaboradores com a Fazenda Trevisan. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre essa fazenda. Nossos produtos são todos produzidos em nossa fazenda. Isso que é importante. Com leite de excepcional qualidade apenas de nosso rebanho, apenas. O leite aqui é produzido e aqui é envasado, garantindo totalmente procedência dos nossos laticínios. São produtos destinados a consumidores que buscam leites de melhor qualidade nutricional, sabor, digestibilidade e segurança alimentar. Isso que é importante. Estreamos, olha só, estreamos no mercado há quase 3 anos, então é uma empresa nova. Entregamos nossos produtos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Os leites pasteurizados tipo A são os leites produzidos por apenas um rebanho e envasados na mesma propriedade rural. Esse leite é industrializado na própria fazenda e não possui nenhuma intervenção humana, desde a sua retirada nos animais, passando pelo processamento e terminando no envase para depois ser distribuídos nos supermercados. Ou seja, é um produto que possui uma qualidade mais elevada e que possui condições higiênicas e sanitárias maiores que os outros tipos de leite. Olha só, Fazenda Trevisan, a quantidade de controles necessários também é maior, fazendo com que a qualidade do leite cru seja muito superior aos demais leites pasteurizados e leite UHT. Os controles sanitários, como propriedade livre de tuberculose e brucelose, acompanhamento veterinário diário, maior rigidez em análises laboratoriais, também são diferenciais para ter um produto com uma qualidade elevada. Fazenda Trevisan. Bom, aqui nós temos inúmeras variedades de leites.
Creme de leite pasteurizado, olha só. Iogurte natural e integral, e aqui são leites. Um grande abraço à família Trevisan, e agora nós vamos ver o vídeo para saber um pouco mais sobre a família e os produtos da fazenda Trevisan. Começou com a produção de leite lá atrás, a gente sempre buscou fazer com qualidade. E há alguns anos, já fazem acho que 3 para 4 anos, né, Gil? Eu gostaria de botar uma marca própria de produtos, de laticínios, com a nossa matéria-prima. Algo que a gente pudesse botar o nome da família lá, né? Que a gente pudesse se orgulhar de ter o nome da família no nome do produto, por isso que a gente utilizou Fazenda Trevisan, o nosso sobrenome. Daí o Jean disse, não, cara, se é pra botar realmente o sobrenome e tal, nós temos que fazer um negócio bem feito, né? Que demora bem mais tempo para fazer, muito mais tempo para pagar. Mas a gente se orgulha, né? Seja algo que a gente tem orgulho em levar o nosso nome. Tipo, entre outros fatores, ele é envasado dentro da fazenda. Basicamente, o envase é feito dentro da fazenda, sem nenhum tipo de transporte. É um produto bem fresco, não pode passar de 24 horas entre a ordenha e a pasteurização e posterior envase. A contagem bacteriana do leite cru, que é um índice de qualidade bem conhecido, para fazer leite tipo A, é 10 mil colônias de bactéria por... Até 10 mil colônias de bactéria por ml de leite. Parece um número um pouco grande, mas os outros tipos de leite, que seria o leite pasteurizado normal, do leite cru ele pode ter até 900 mil. Então é de 10 mil para 900 mil. Na hora que o leite sai do teto da vaca, ela tem uma contagem bacteriana extremamente reduzida. É nós que pioramos a qualidade desse leite, né? Com o manejo, né? Manejo mal feito. Então a gente procura preservar o mais próximo possível da origem que teve o leite, sabe? Então ordenha a vaca, vai por tubulação até o tanque, passa pelo pasteurizador, vai para um outro tanque de leite pasteurizado, vai para a envasadora, é feito o envase e vai para a câmara fria. Só vai sentir o ar do ambiente a partir do dia que for abrir a tampa da garrafa. Marco, importante anche la gente saber che le vacche o i boi, le bestie bovine, porque chamam de ruminantes? Porque a vaca, ela pega a comida com a boca e ela joga para dentro do estômago. E quando ela senta, ou seja, ela deita, né? Senta. Do jeito dela, ela senta, né? Deitado é quando a gente vai para dormir. Ela senta ou ela deita, né? Ela rumina, ela traz de volta, ela arrota e traz na boca, e aí ela mastiga e recoloca de volta. Ela faz, por isso que é ruminante, ela faz essa rota aí da comida, esse processo, giusto, cosita. Ecco, mas a grande maioria já sabe disso, mas é importante a gente falar, porque a gente acha até estranho isso, né Marco? Mas nós fomos criados no meio dos animais. Não existe como morar no interior sem conhecer a história, conhecer um animal e quanto importante ele é. A questão da carne também. Hoje quase não se usa mais os animais, mas o esforço do homem, né, foi poupado devido aos animais. Junta de bois, a junta de vacas. Antes havia junta de vacas. Sim, os cavalos, burros, as mulas e cosita avanti. Va bem, Marco? Qualche frotola para aqui que se casa. Sim. Um português uma vez veio para o Brasil. Um português visto qua. E ficou encantado nas pessoas que tiravam leite, que tiravam leite. Lá havia mais visto. Não conhecia e pensou, eu preciso ter leite em Portugal. Tá. Sim. Mas a vaca era muito grande. Como é que vou levar lá de líder, né, no caso? Como é que vou levar a vaca para Portugal? Imagina, Daí pensaram, mas tem a cabrita dá leite, e o leite da cabrita também é bom. Sim. Também fazem queijo. Sim, dá para fazer. Com leite de cabra. É bom. E daí levaram ele conhecer a cabrita, ficou encantado. Nossa, esta vaquinha, falava vaquinha. Vou levar
esta vaquinha para Portugal. Sim. E quando antes de Já faz viajar, um negócio. Sim, feito já um negócio, faz comprou comprar. a cabrita e na noite pensaram, em vez de dar uma cabrita, vamos dar um macho. El beco. O cabra macho. E no dia seguinte, lá Sim. fizeram um caixote lá com respiro e É. ele levou o De cabrito, navio, né? Mas o daquela época cabrito lá, sim. de navio para Portugal. Chegou lá e chamou Maria. Maria, venhas ver, teremos leite para Joaquim, para Patrício, para o compadre, para todos da família. Teremos leite, venha ver. Nossa, Ele está assunto lá da vila, lá, Varatita, louco. tutti quanti che voleste vedere, no? lá, Cheio de gente lá. La tava, cabrita. E aí lá foi o Manuel. E puxa, e puxa, e puxa. E o cabrito começou, bé, bé, bé. El cabrito, no. E bé. Vuol dire che no. Vuol dire che il piandea. Português falou, cala-te a boca. Ah, che cazzo, mi sa di che sì. Não tem bem nem bá. No Brasil tu dava leite, Portugal vai ter que dar. E pra dai piva canta quanto è nostro filò, vai là. Buona salute e panza piena. Una polenta con la portaglia, tanti piccoli come se mangia, gli angiolini con tagliatelle, tutto le piazze, la festa è bella, si fa la festa, sabato e sera, se beve e canta la notte intera, con l'amore del campiordello, e non lo bevi, ha perso il cappello. La salute in panza piena, si fa la festa dopo la cena, si fa la festa dopo la cena, con la salute in panza piena. Chiamato mare, femo filò come stiani, che vuole il chiodo non può mancare, la verminella si fa cantare, ma vai i giovani, ma vai i vecchi, tutti contenti senza fermarsi, doloroso deve bever vino, ma non è stranca del beve vino, viva Brasile, il nostro Rio Grande, viva l'Italia, viva i migranti, viva Giuseppi, viva Maria, viva italiani, pieni d'allegria. Maravilha! Cosita, se vuoi mandare un struconasso a Osmar Trevisan, e sindaco di Cotiporã, de Monte Veneto, um struconasso a tutta a família Trevisan, e um ringraciamento à Fazenda Trevisan por nos mandar os leites. Imagina que nós vamos aproveitar leite pasteurizado tipo A desnatado, ecco, leite pasteurizado tipo A integral, leite pasteurizado tipo A semidesnatado e leite com zero lactose, leite pasteurizado tipo A semidesnatado para dietas com restrição de lactose. Olha só, que maravilha! Iogurte natural integral, ecco, e também o creme de leite pasteurizado. Show de bola, maravilha! Ecco. Grazie, muito obrigado pelo presente. Um struconasso à família Trevisan, a todos os colaboradores da Fazenda Trevisan. Um ringraciamento especial à Cooperlate, Cooperativa de Serafina. Esses leites se encontram no supermercado
da Cooperlate aqui em Serafina Correia. Bem assim, não? Va bem? Um truconaço especial, a rede de postos Buffon, a bota super leve Baspan, a Fante da Vodka Raiska, Mig Plus, ração para todo tipo de animal, Paludo, com a promoção e festival da bota feminina, Paludo Moda e Estilo, lojas Paludo, Piang Alimentos, ração para cangati e peixe, Modelo Pneus de Bento Gonçalves, Bravecto, que previne e controla para mais de 90 dias pulgas e carrapatos para cachorros, Polivalente, o supermercado que tem o conceito de ser da família de Santa Rosa, e a Dilnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica. Um ringraziamento a tutti quelli che partecipam e special ringraziamento ai Fradei Piva che gli dà il suo buonasera, il buonanotte e finimo il nostro filò fin martedì che viene. Se Dio vuole, a tutti quanti um struconaço! E foi com muita alegria que participamos da live Filó Talhão com nosso amigo Edgar Marostica e equipe. Primeiramente queria agradecer a todo o público que assistiu, que compartilhou, que participou, porque a gente sem vocês não seria nada, a gente seria duas pessoas ensaiando e não tendo para quem mostrar nosso trabalho. Já se apresentamos em vários lugares, um deles foi em São Paulo, fizemos a abertura da Domingueira Dançante, gravamos com os Mateadores, tocamos na TV Aparecida e em breve estaremos participando da live dos acordeonistas portugueses lá de Portugal, graças à Fundação Internacional Piazitos, onde o lema é no bolso de uma bombacha não cabem drogas. E um abraço a todos, vamos finalizando. E vamos de moreninha linda, meu parceiro. Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo de um amor quando se vai, deixando a triste lembrança, vagas para nunca mais. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. O amor nasce sozinho, não é preciso cantar. A paixão nasce no peito, na cidade do olhar. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu camarinho, me canta quando me vê. Eu canto por tristeza, canário por padecer. Da saudade da floresta, da saudade de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você. Ecco! E così allora volemmo ringraziare e l'invito a essere questa sera e dir che per noi altri è un gran onore
per la partecipazione in questa notte del filò italiano, sempre portando avanti la nostra cultura italiana. Un struccone di vero cuore a tutti, dei Fradei Piva e famiglia. Arrivederci! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.